Siamo qui con Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo per il consueto appuntamento con il messaggio di auguri per il Natale 2014, ma anche per fare un po' un bilancio, per tracciare un bilancio dell'anno che si sta concludendo. Un anno che lei ha trascorso in giro per la diocesi perché ha continuato la visita pastorale. È il secondo anno di visita pastorale. Quali sono i luoghi che ha visitato quest'anno e come ha trovato, insomma, il territorio della nostra diocesi? A partire da gennaio ho visitato la forania della Pontebana, gennaio, febbraio, poi in marzo la forania della Vallata e poi dopo Pasqua invece il Sacilese. Sono state tre foranie molto interessanti, molto belle, diverse, perché la nostra diocesi ha queste caratteristiche abbastanza diverse da forania a forania. E, certo con realtà diverse, ma sempre ho sperimentato un'accoglienza molto buona, molto calorosa da parte non solo dei preti evidentemente, ma anche dei laici, dei religiosi, anche di gente che magari non va tanto in chiesa, ma si dimostra davvero felice dell'incontro, magari in famiglia, quando vado a trovare gli ammalati, i familiari sono davvero sempre molto contenti di questa visita e anche si vede che sensibili ad alcuni messaggi che vengono loro proposti. Ecco, queste tre foranie. Poi ho ripreso dopo l'estate con la forania di Oderzo, che è stata molto impegnativa perché mi ha impegnato praticamente quasi 2 mesi interi, ottobre e novembre, e sto concludendo la forania di Torre di Mosto, e con questa fanno 8 le foranie che finora ho visitato, perché l'anno passato, nel 2013, avevo visitato Vittorio Veneto, Motta di Livenza e Conegliano. Conegliano, una grande forania di Conegliano. Ecco, direi che questa esperienza di visita pastorale si rivela per quello che viene definita un evento di grazia. Beh, per me senz'altro lo è, ma anche per tanta gente. Penso in primo luogo gli ammalati, credo siano quelli che maggiormente godono della visita pastorale, perché in genere vado molti ammalati in molte famiglie, e poi i loro familiari, è sempre una bella occasione, pur breve ma sempre molto ricca, e poi tante altre categorie di persone, dai bambini delle scuole materne, i bambini delle elementari, del catechismo, ma sono molto belli anche gli incontri che ho fatto con i ragazzi delle scuole statali, in modo particolare quest'anno, già l'anno scorso a Conegliano, ma in modo particolare quest'anno, sono stato su tantissime scuole statali, elementari, medie, ma anche superiori, per esempio a Sacile, ho visitato quasi tutte le scuole superiori, a, a Oderzo, idem, incontri molto belli, proprio con un clima che a volte si può pensare, no, che i ragazzi delle superiori magari siano Più così scettici anche. scettici, ostili, invece è proprio assolutamente no. Magari si partiva con un po' guardinghi, ma poi finivano davvero con molta cordialità, anche perché gli argomenti che toccavo riguardavano davvero la loro vita e si sentivano molto coinvolti. Ecco, appunto, lei ha incontrato anche delle famiglie. Parliamo ora, della famiglia e dei valori della famiglia in un momento non propriamente facile, diciamo. Purtroppo balzano agli onori della cronaca molto spesso delle tragedie anche familiari. Ne abbiamo avute anche alcune non molto Purtroppo, tempo fa all'interno della nostra diocesi. purtroppo. Lei sul suo messaggio di auguri che ha rivolto ai lettori del settimanale diocesano L'Azione parla di un disorientamento e di una disgregazione della società. Come si può ripartire? Come si può andare avanti in maniera un po' magari disillusa, insomma? Ma io credo che, per non partire in modo così illusorio e neanche però rassegnato, bisogna prendere atto della situazione che io ho definito così di disorientamento che caratterizza le nostre famiglie. Questo mi pare che sia macroscopico, negarlo sarebbe proprio
sbagliato, è così, sia dal punto di vista della cultura che dal punto di vista della politica. Non mi pare di vedere grandi aiuti alla famiglia, anzi, c'è degli atteggiamenti, ma anche delle scelte sia politiche che culturali che economiche stesse, che per certi aspetti penalizzano la famiglia, chiamiamola tradizionale, fatta di un uomo e di una donna che abbiano dei figli. E la penalizzano a favore di tante altre realtà, che cominciare da quelle famiglie che il Censis calcola come famiglie, che sono quelli che vivono da soli, che sono la realtà in assoluto più in crescita nella nostra società. E tra il disinteresse generale, però di fatto questo genera una forma di individualismo, una forma di famiglia non famiglia. Pensiamo ulteriormente adesso al discorso del gender, oppure a tutte le pressioni perché vengano riconosciute come famiglia, con un matrimonio, anche persone che mai in passato sono... Ecco, non voglio entrare in merito a giudizi perché non è certamente il caso, entro in merito proprio sul fatto che la famiglia tradizionale viene proprio fatta oggetto di tutte queste, possiamo anche definirli attacchi, certo, proprio che la disgregano e la riducono sempre più, la mettono sempre più in difficoltà. Non ultimo anche l'aspetto fiscale e l'aspetto economico, che non favorisce purtroppo le famiglie con figli, favorisce piuttosto chi non li ha. Ecco, e allora a questo punto quando dice ma allora la nostra società ci crede, la famiglia non ci crede, e affermativamente sembra crederci, di fatto no. Ecco, aggiungo per esempio, no, è vero che ci sono anche dei fatti tragici nelle famiglie, ma molte volte vengono così enfatizzati che sembra che il luogo dove avvengono tutti i misfatti possibili e immaginabili sia la famiglia, il che non è vero. Ci sono certo nelle famiglie anche dei fatti tristi e dei fatti, però a volte viene così colpevolizzata e dipinta in modo così negativo la famiglia, quasi proprio per dire tutto è meglio fuori che la famiglia. Beh, insomma, ecco, questo mi pare che sia un discorso da cui prendere le distanze. Ecco, questo quadro è importante aver presente che per far che cosa? Ma io credo proprio per sostenere la scelta di chi fa famiglia, anche dal punto di vista politico, anche dal punto di vista economico. La famiglia è stata il grande ammortizzatore sociale che ci ha permesso ancora di sopravvivere, tutto sommato non in maniera tragica, alla crisi che stiamo vivendo. La famiglia si è sobbarcata questo peso. Non solo, ma la famiglia garantisce proprio l'alfabetizzazione relazionale, sociale di base. Se dovesse rompersi, non sarebbe più la stessa cosa, o se dovesse tramontare. Ecco, allora, in base proprio a questo fatto che la famiglia è il ramo su cui noi siamo seduti, bisognerebbe che ci rendessimo conto di quanto è sciocco segare questo ramo, perché cadiamo, non cade solo il ramo, cadiamo anche noi che ci siamo seduti sopra. Quindi io ho colto molto positivamente il fatto che il Papa ha organizzato 2 sinodi proprio sulla famiglia, anche se i mezzi di comunicazione sociale hanno sottolineato soltanto alcuni aspetti, come il discorso della disciplina canonica verso le situazioni irregolari. Il discorso era molto più ampio, è proprio l'identità, la vocazione, la missione della famiglia, come da sempre nella Chiesa si è annunciato e difeso, cioè la famiglia formata da un uomo e una donna aperti alla vita. Ecco, è l'importanza decisiva per la nostra società. E credo che anche queste
questi due eventi ecclesiali, spero perlomeno possano far riprendere o incoraggiare e sostenere questa identità e questa missione della famiglia. Lei ha fatto più volte accenno in questa risposta alla situazione economica, alla crisi di cui si sente parlare. Nel nostro incontro un anno fa io le avevo chiesto se vedeva un po' di luce in fondo al tunnel, se vedeva una ripresa e lei era insomma un po' ottimista. C'è stata effettivamente questa ripresa oppure no? Dunque, io devo ammettere onestamente che pensavo a qualcosa di meglio. Pensavo che nel corso del 2014 ci fosse una ripresa più vigorosa. Ci sono dei segni di ripresa, ci sono delle aziende che io visito, parecchie aziende che continuano a produrre, che si impegnano in maniera molto, molto, molto seria anche, ecco, nei confronti anche dell'ambiente e delle persone con cui lavorano, a creare lavoro, a mantenere, a tener duro. Ecco. E ci sono anche dei... Purtroppo quello che mi colpisce è il permanere di situazioni di difficoltà per cui alcune aziende sono costrette ancora a chiudere. Io continuo ad essere fiducioso e mi auguro che questa crisi economica, come è successo anche in altre occasioni, sia, anzi sono convinto che sarà superata. I tempi si preannunciano più lunghi del previsto, ecco, questo dobbiamo mettercelo ormai in testa e probabilmente anche la ripresa, quando ci sarà, non farà più tornare le cose come prima. Bisogna che su alcuni modi di vivere, su alcune spese, alcune a cui eravamo abituati prima, forse dovremo rinunciare in nome di una maggior sobrietà e di una maggior rigorosità anche negli stili di vita. Il 2014 è stato un anno che ha segnato, ahimè, anche la nostra diocesi per alcune sciagure del territorio. Ricordo la tragedia del Mulinetto della Croda lo scorso agosto. Ci vorrebbe secondo lei un po' più attenzione nei confronti del nostro territorio, che magari ogni tanto poi con questi atti ci fa capire che ogni tanto lo maltrattiamo? Ma io credo che questo della maggiore attenzione al territorio fa parte di un dovere che non solo noi della nostra diocesi, ma tutto il Veneto e l'Italia settentrionale dovrebbe avere. Il Veneto in particolare ha sofferto di una, sempre pensato così, chi soffre la fame per tanto tempo poi improvvisamente, quando ha l'abbondanza di mangiare, rischia di prendere una indigestione, e per certi aspetti è capitato così anche nel nostro Veneto, no? Tanti decenni di povertà e di miseria, è seguito un periodo di slancio e di espansione economica nel quale non sempre c'è stata una avvedutezza, un equilibrio anche nell'utilizzo dell'ambiente e nel modo di... Ecco, penso a un certo tipo di cementificazione, penso alla costruzione di certe zone industriali, di capannoni che attualmente sembrano dei fantasmi e delle cattedrali nel deserto, e così. Ecco, oggi vedo certamente una maggior sensibilità. Dobbiamo purtroppo fare le spese e ancora pagare queste scelte fatte. A me pare che purtroppo alcune disgrazie non sempre si possono evitare, o dicendo se si fosse fatto questo, si fosse questo. A volte è sempre stato anche così, quindi non credo che sia ipotizzabile una situazione dell'ambiente in cui non capita nessun inconveniente. Purtroppo questo non potrà essere, non siamo onnipotenti. Ecco, però quello di impegnarsi a ridurre sempre meno questi rischi, ad evitare sempre di più di danneggiare o di
utilizzare male la natura, questo certamente è un compito, è un obbligo morale che dobbiamo sempre più avere. Voltiamo pagina, passiamo ora a parlare delle giovani generazioni. Lei qualche settimana fa ha realizzato un video in cui si è rivolto direttamente ai giovani della nostra diocesi. Gli anni scorsi scriveva una lettera, inviava una lettera ai giovani, quest'anno ha deciso di fare questo video. Allora, perché questa scelta e soprattutto qual è stato il messaggio che ha voluto mandare ai giovani? Li ha voluti esortare a farsi testimoni di Cristo? Sì, non è stata un'idea mia, ma dei miei collaboratori con i quali regolarmente ci troviamo in occasione dell'inizio dell'anno pastorale, e si cerca di mettere anche a fuoco quale messaggio può essere lanciato dal vescovo alle giovani generazioni. E quest'anno è venuta fuori questa proposta di lasciare, almeno per quest'anno, la forma della lettera per adottare quella del video. Mi sono trovato immediatamente d'accordo e abbiamo imbastito, anche grazie alla Tenda TV, questa ripresa a Porto Buffolè. Il modo è diverso rispetto alla lettera, il messaggio fondamentalmente era quello che avrei comunque dato, e si agganciava alla figura di Mosè, che è la figura su cui ho riflettuto e ho scritto la lettera pastorale, va e libera il mio popolo. La figura di Mosè mi è sembrata una figura particolarmente bella, significativa, emblematica, per aiutarci ad essere oggi corresponsabili per la missione, perché questo è il programma su cui ci stiamo muovendo in questi anni. E allora mi pareva che anche ai giovani la figura di Mosè dicesse qualcosa, qualcosa di bello. I messaggi che ho detto, no, anche voi abbiate il coraggio, come il popolo ebreo, di gridare al Signore, perché il Signore ascolta il grido dei poveri. Ecco, secondo, abbiate il coraggio di affrontare le fatiche, non abbiate paura, siate coraggiosi, siate forti, assumetevi voi stessi anche una responsabilità di fronte agli altri giovani, se non altro intercedendo per loro, come ha fatto Mosè per il suo popolo, che si è, per così dire, portato sulle spalle e sulle braccia del popolo anche davanti a Dio. Anche voi dovete fare questo di fronte agli altri giovani che magari sono lontani dal Signore. Ecco, dei messaggi molto semplici, diciamo, ma che mi pare siano stati accolti positivamente. E abbiamo visto che il video ha rimbalzato anche, soprattutto anche sui social network, quindi proprio con i mezzi che utilizzano quotidianamente i giovani. Un'altra figura che io vedo attira anche i giovani, contemporanea però, è la figura di Papa Francesco. Siamo al secondo anno di pontificato, ma non sono mancate le scelte anche importanti che lui ha fatto nel corso di quest'anno, anche nei giorni scorsi. Su tutti i fronti, a tutti i livelli, diciamo. Lei c'è qualche scelta che decide così di sottolineare fatta dal Papa, oppure comunque non un giudizio, ma insomma, a cosa le sembra questo operato di questo Papa che si sta veramente muovendo in molte direzioni? Sì, la cosa che mi colpisce, mi piace di più, è l'immediatezza con cui lui si pone di fronte alle persone, e anche alcune accentuazioni che sono tipiche della sua sensibilità e del suo pontificato. Ad esempio, quella che lui ripete continuamente, la necessità di superare l'indifferenza, la globalizzazione dell'indifferenza, la capacità di uscire e non restare in atteggiamento di difesa, ma uscire, la capacità da parte della Chiesa tutta di incontrare e di farsi vicina alle situazioni di sofferenza e di difficoltà, mostrando la misericordia di Dio, diventando segni della misericordia del Signore. Ecco, sono fondamentalmente questi messaggi su cui ruota un po' tutto il suo pontificato, che mi sembra che abbiano una forte forza, una grande forza evangelica, e anche un'accoglienza da parte delle persone.
Non so poi quanto le persone che accolgono questi siano capaci non solo di sentire rivolte verso gli altri questi inviti, perché gli altri devono essere misericordiosi, metterli in pratica, ma poi. devono essere misericordiosi anche loro. Questo a volte mi lascia un po' interrogativo, però il messaggio è bello e molto importante. Prima abbiamo parlato dei giovani, adesso le chiedo di dare un messaggio invece a chi ha qualche anno in più, agli anziani, magari agli ammalati a cui faceva riferimento all'inizio. Ecco, volentieri, una buona parte delle giornate della visita pastorale la passo proprio incontrando anziani e ammalati nelle case, e devo dire che sono fra gli incontri più belli, in cui trovo certo anche della sofferenza, delle volte un po' di avvilimento o stanchezza, perché abituati magari a lavorare tanto, si vedono incapaci di fare qualsiasi cosa e quindi vivono momenti di grossa fatica, però nell'insieme, nella grande maggioranza, vedo persone che anche in questi momenti di difficoltà e di prova di debolezza sono guidati da una grande fede, quella fede che li ha sostenuti tutta la vita o che hanno ritrovato magari dopo anni di relativa lontananza. Ecco, io voglio davvero comunicare a loro, a tutti coloro a cui giunge questo messaggio, un invito ad essere fiduciosi, a non perdere la speranza. Il Signore è vicino, il Signore ascolta il grido del povero, e molto spesso il povero non è solo quello che non ha soldi, il povero è quello che è povero di salute, è quello che è povero di forze, ecco, è l'anziano, è il malato. Il Signore è vicino a queste persone, ascolta il grido del povero, anche per loro proprio dico: gridate al Signore il vostro desiderio, gridate al Signore la vostra fiducia, le vostre domande, la vostra protesta, il Signore vi è vicino. E direi di fare un accenno anche a tutte quelle persone che operano nel volontariato per accompagnare gli anziani, gli ammalati, non solo nelle parrocchie ma in tutte le strutture, no? Certo, è una realtà molto bella, molto, molto importante, sia nelle nostre comunità parrocchiali, sia a livello di gruppi e di associazioni civili che ci sono, che non sono immediatamente parrocchiali o confessionali. Il mio augurio più grande, proprio perché continuino e svolgano con generosità questo compito, faceva osservare loro che molti di questi gruppi, che non sono gruppi parrocchiali, ma raccolgono e sono aperti a tutti, hanno però una profonda ispirazione cristiana. E i valori di gratuità, i valori di solidarietà, i valori di recuperabilità che portano avanti questi gruppi, queste associazioni, sono di chiarissima matrice cristiana, e queste persone magari che non vanno in chiesa, non sono praticanti, li vivono perché hanno respirato l'aria e il clima cristiano. Ecco, io lo dicevo loro: guardate che se un domani dovesse mancare questa ispirazione, non ci saranno più queste realtà, oppure saranno molto diverse, non saranno più come quelle che conosciamo. Quindi in questo senso dico, provate a pensare che le radici di ispirazione cristiana che animano questi gruppi non vadano perdute, perché altrimenti queste realtà domani non ci saranno, e sono convinto di questo. Ecco, siamo quasi in chiusura. Prima di farci gli auguri di Natale, pensiamo al prossimo anno, al 2015. Cosa si aspetta lei, anche e soprattutto dalla società civile e anche dalla politica? Perché no? Perché insomma le notizie di scandali, di corruzione sono all'ordine del giorno. Beh, io davvero mi aspetto, non è un anno facile, perché ci sarà il cambiamento del Presidente della Repubblica, abbiamo già visto che difficoltà che questo ha creato, c'è una situazione politica non chiara, i nodi più decisivi non sono ancora stati definitivamente risolti, c'è la presenza di questi ricorrenti scandali che finiscono per avvilire le persone, per rendere sempre più negativa la visione. Ecco, io mi auguro che questo
possa essere in qualche modo affrontato, non può essere lasciato in disparte, bisogna che lo affrontiamo chiamando per nome quello che è sbagliato e dicendo bisogna che ci convertiamo anche a livello civile, non possiamo andare avanti con una forma di individualismo, di difesa ad oltranza delle proprie posizioni spesso ideologiche o corporativistiche, ma dobbiamo, come ci insegna la dottrina sociale della Chiesa, mettere al centro di tutto il bene comune, non solo il bene parziale di qualcuno. Il bene comune che diventa anche il superamento di quelle forme di corruzione che rendono davvero pesantissima la nostra convivenza. Ecco, io mi auguro che ci sia un sussulto di coscienza civile proprio nella direzione della ricerca del bene comune, che sarebbe l'unica strada, l'unica direzione che ci può anche tirar fuori da quella palude purtroppo politica ma anche economica in cui siamo. Veniamo quindi al Natale, Natale 2014, qual è il messaggio che si sente, l'augurio che si sente di fare ai nostri telespettatori? Ma è quello che ho fatto anche dalle pagine dell'Azione, partendo da una frase di uno dei 3 prefazi di Natale. Si dice sostanzialmente queste parole: il Figlio eterno di Dio si è fatto uomo per ricondurre al tuo disegno, oh Padre, l'umanità dispersa. Mi ha sempre colpito questa parola, l'umanità dispersa, perché spesso è la nostra personale umanità che è un po' dispersa, disorientata, frammentata, ma è anche l'umanità di cui facciamo parte che purtroppo oggi in tante sue manifestazioni mostra questa dispersione. L'augurio è che ci lasciamo illuminare dal Signore, che ci lasciamo toccare il cuore proprio per ritrovare un cammino verso l'unità. Quando dicevo prima un cammino verso il bene comune, sarebbe un cammino verso l'unità. Certo che questo cammino deve essere sostenuto da quei grandi valori evangelici che sono la fede, la speranza, l'amore. Torniamo sempre lì, perché altrimenti ognuno assolutizza se stesso e alla fine aumenta la dispersione, perché quando ognuno diventa centro a se stesso, tutti diventano chiusi nel loro io, siamo irrimediabilmente dispersi. Noi ringraziamo Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo per questa intervista e ovviamente auguriamo a lei i migliori auguri, buon Natale e felice anno nuovo. Auguri anche a voi, alle vostre famiglie, alle vostre parrocchie e a tutta la nostra diocesi.